smettono di esaminare le sfaccettature, e meglio è. Questo è un dato intuitivo, ma molto spesso nella realtà dei fatti sfugge. Anche perché il pregiudizio di immaginare che ci siano lingue superiori, lingue inferiori, lingue di serie A, lingue di serie B, è un pregiudizio molto diffuso. Il pregiudizio per chi come me lavora sul friulano, ad esempio, è quello di dire, insomma, il friulano è una lingua inutile. È senz'altro una lingua meno diffusa rispetto all'inglese, che è la lingua veicolare della modernità, della globalizzazione, eccetera, eccetera. Ma studi anche piuttosto interessanti dimostrano come, per tutta una serie di analogie, prima di tutto fonetiche, ma poi anche sintattiche, il friulano, apprendere il friulano, aiuta anche l'apprendimento dell'inglese. E quindi il plurilinguismo dà opportunità aggiuntive, non toglie, contrariamente a quanto si immaginava quando io venivo giù dalla mia Tarcento a studiare qui, tanti si raccomandavano uno staffe della Furlan, perché se no il Bobo Rosso, no, di città qui mangerà. Oggi, per fortuna, molti di questi pregiudizi sono sfatati e siamo aperti al fatto che le lingue sono essere plurilingui da molte più capacità cognitive, psicologiche, interculturali, permette di essere molto più flessibili con il problem solving. Il cervello bilingue è più allenato a percepire e smascherare l'ambiguità. Quindi dal punto di vista tecnico, quello che si è fatto a livello proprio dell'organizzazione nella quale io mi trovo pro tempore ad operare, che è questa, l'ARLEF, l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, è far entrare una progettualità sul friulano in questa cornice plurilingue, mai esaminandolo come un caso isolato, ma sempre all'interno di un network, fra l'altro, del quale siamo entrati a far parte, che è il Network to Promote Linguistic Diversity. Io adesso parlo anche da collega. Io sono entrato nella sperimentazione che è stata avviata anni fa per il cleaning friulano, ma contemporaneamente mi allievi faccio il cleaning inglese. Cioè le due cose non sono né distinte né distanti se si lavora in un'ottica plurilingue che promuove le differenze e non le spaccia per assolutezze. Oggettivamente noi che facciamo da braccio operativo della regione su questi temi, braccio operativo un po', io lo chiamo spesso braccino operativo perché in realtà le risorse sono abbastanza limitate, ci troviamo ad avere a che fare con un'espressione che oggi riguarda tutte queste questioni, la letteratura, la scuola, il teatro, la musica, il cinema, i media, ve ne parlerà poi anche Dani di che cosa, della situazione dei media in lingua minoritaria. Però, insomma, tutte queste cose che noi cerchiamo di fare sono, ripeto, legate ad un universo che è quello che tenta di rialfabetizzare in un certo senso i friulani a quella finestra sul mondo che non è né migliore né peggiore di tutte le altre, non è né più bella né più larga, ma è la prima dalla quale abbiamo imparato a vedere il mondo, che è la nostra madre lingua. È la lingua che ci ha fatto passare nel guardare il mondo e nel tentare di rappresentarlo dal vagito poi al balbettio, poi alla sillaba, poi alla parola, per arrivare forse dopo al discorso e forse dopo alla rappresentazione artistica, all'opera d'arte e forse dopo anche magari all'insegnamento. Ora, per quanto riguarda questo processo, e questa è la pagina che dovrei mostrarvi, il progetto di cui parlavamo è un progetto su cui l'ARLEF ha stanziato un certo numero di risorse e che è stato oggetto di un bando, si chiama La Lavagne Plurilinguale, proprio per dare l'idea dell'apprendimento in più lingue. È un progetto che va in direzione, ha messo insieme alcuni istituti per la base fondante, sono lo Stringer, il Marinelli, l'Isis, Mattei, la Tisana, la mia scuola, l'Isis Magrini Marchetti, entrerà
credo a breve altri 2 istituti sono in procinto di entrare, ma al di là di questo, al di là di chi vi opera, ha una serie di azioni che sono previste, che sono la promozione del plurilinguismo, l'idea di andare a stimolare la formazione CLIL in lingua friulana, l'idea di stimolare la produzione di materiali didattici attraverso questo metodo, che poi possono funzionare, e questo ve lo garantisco, da calamita anche per sperimentare il CLIL poi in altri linguaggi, in altri contesti. E infine laboratori con esperti esterni sui temi proprio dell'attività plurilingue e della cultura plurilingue. È un progetto che ha un impatto anche dal punto di vista, insomma, della formazione, perché l'Università Ca' Foscari di Venezia concorre con alcuni dei migliori esperti di CLIL a livello europeo, come Carmen Kuhn. L'Università degli Studi di Udine concorre alla formazione linguistica, la società filologica è un po' il collettore di tutto quanto, l'ufficio scolastico regionale è sempre stato a considerare questa attività come un'attività di sperimentazione avanzata. E noi siamo qui su questo sito, che vedete è in costruzione ancora, potete vedere dei materiali che sono stati predisposti, potete avere degli elementi sulla grafia ufficiale, eccetera, eccetera. Ma al di là di quello io ci tengo a insomma, ringraziare quelli che sono tutti quelli che collaborano a questa idea, perché è un'idea che non è di retroguardia, è un'idea che ci porta a considerare il friulano nell'ambito di ciò che è, e cioè un'espressione di un'identità polimorfa che qui trova veramente un punto unico in Europa. Noi siamo l'unico punto di tutta l'Europa in cui si incontrano le 3 grandi civilizzazioni, quella slava, quella germanica e quella latina. Da questo può derivare solo una valorizzazione del nostro territorio, dei nostri giovani, della capacità di questa terra di promuoversi e di comprendersi anche in relazione con l'altro. E io ho particolarmente piacere che oggi sia rappresentato qui il Friuli che è pitturati neri, il Friuli che si è sparso in giro per il mondo, che è Javier, uno dei suoi migliori studiosi, e anche il Friuli che, come nel caso di Bosnia Stanisis, ha non solo accolto ma ha rappresentato, come accade con il centro di accoglienza Balduzzi, una realtà di promozione sociale, di promozione culturale di primaria grandezza, e quindi insomma credo che sia un'occasione molto bella per tutti quanti noi. Grazie a voi.